Ha rischiato più volte di rimanere investito completamente nudo ubriaco per lunghi minuti, è stato un pericolo per sé e per gli altri, fino all'epilogo, quando i carabinieri lo hanno dovuto immobilizzare venendo a loro volta aggrediti. Sono da poco passate le 17 lungo la provinciale 102, quando un uomo cinquantenne tunisino senza fissa dimora fa capolino sul ciglio della strada, è senza vestiti e si muove in maniera confusionaria, schiva alcuni veicoli e ne ferma altri, battendo le mani su carrozzerie e parabrezza. La scena è surreale, così come le reazioni. Alcuni segnalano subito i fatti alle forze dell'ordine, altri catturano su smartphone le immagini che presto diventano virali. Soprattutto in una strada provinciale ad alta densità di traffico è andata tutto sommato bene, poteva andare molto peggio. Più passano i minuti, più l'uomo sembra fuori controllo, il traffico rallenta. Davanti ai militari dell'arma, anziché calmarsi, però il tunisino va in escandescenza, con calci e pugni sia sui carabinieri che sul loro mezzo. Uno in particolare ha riportato contusioni guaribili in qualche giorno. Per il tunisino scatta la denuncia per resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento aggravato. L'uomo è stato affidato, conferma il sindaco di Villorba, alle cure della psichiatria di Treviso. E qui si apre un altro tema, quello di intercettare il disagio mentale. Credo che certe situazioni possono comunque sfuggire perché non segnalate, non intercettate perché affliggono persone provenienti anche da altri paesi o perché derivanti da altre cause. Quindi credo che sia importante iniziare a investire come lo si sta facendo anche in conferenza di sindaci e nell'ambito appunto sulla salute mentale. Sempre per resistenza pubblico ufficiale, stavolta però a Vittorio Veneto, è stato deferito un ventenne trevigiano che sabato sera non si era fermato all'alta dei militari dell'arma impegnati in un posto di controllo. Più in generale tante sono state le contestazioni per guida in stato di ebbrezza nei giorni di festività da parte dei carabinieri. Da Castelfranco Veneto a Casale sul Sile ne è seguita la solita raffica di patenti ritirate.